Buonasera a tutti e benvenuti, le 21:03, puntualissimi per iniziare alla grande questa settimana, perché come sapete il lunedì sera l'appuntamento è solo uno, targato Bella Radio e Bella TV, ma ovviamente con lui il nostro artista, l'artista della nostra serata. Diamo il benvenuto a Sebi Patanè. Buonasera, ciao Mary. Buonasera, benvenuto. Puntuale e Sebi. preciso. Hai visto? Abbiamo fatto proprio la scavata. Sveliamo un attimino, noi pensavamo che non saresti arrivato in tempo, No, devo essere sincera. Mai. Oggi Sebi è stato ospite in un'altra radio, lo possiamo dire. Sì, siamo stati in Calabria. In Calabria, sediamoci, è stato ospite in Calabria. La strada c'è, purtroppo la strada c'è, gli orari erano quelli, però fortunatamente camminando piano ci siamo arrivati. Bravo, hai detto una cosa importantissima, ovvero camminando piano. Ringrazio l'amico Giuseppe e Salvo che abbiamo fatto la staffetta per camminare belli puliti, freschi. Cosa facevate? Un'ora ciascuno? Ma un'ora mezz'ora? Ciascuno, sì. Pausa, poi sigaretta, si scende dalla macchina, caffè. Sì. Siete partiti e andati in orario. Devo dire che non sei nemmeno sconvolto, sembri bello pulito per uscire dalla doccia. Fortunato perché si faceva una staffetta loro e quindi io sono stato come passeggero. Bravi amici, sì, bravi. Sì. Oh, facciamo un applauso ai ragazzi che gli hanno fatto un po' da... Ecco, dovrai ricambiare il favore, mi sa, prima o poi. Ma gli amici sono per questi, io sempre li ricambio. Bravo, il vero amico non ha bisogno di questo. Passate una buona settimana? Sì. Ho visto la replica, quando è stato? Mercoledì? Sì. Ringraziamo a Sonny che me l'ha ricordata. Tutta? Sì. Io siamo in diretta. Sì, adesso il lunedì siamo in diretta dalle 21 in poi. Il mercoledì ci sta la replica. Perché ridete che avete dimenticato? No, perché lui mi ha avvisato, perché mi dice ma oggi che cosa è mercoledì? Dice cosa c'è? C'è la replica. Guarda, quasi. Va bene, senti, noi diciamo anche al nostro pubblico che ovviamente tra un pochino prenderemo anche le telefonate, quindi non vi preoccupate, lo 095 87 39 658 è sempre quello, ma tutto tra un po', perché noi adesso iniziamo a cantare. Cantiamo, una settimana che manchi e quindi vogliamo lasciarti sul nostro palco, lasciare lo spazio a te e ai tuoi brani. Sì. Sony, tu già hai una scaletta, abbiamo tutte le basi, come siamo? Tu c'hai tutto, fai tu. Tu dici quello che vuoi. Visto che ancora non c'è una richiesta, fai tu. Dai, si inizia, benvenuti a tutti, Sebi Patanè. Patanè, Prince, siamo su lui, amore. Ciao, dimmi chi sei. Se è uno spettacolo beviamo qualcosa. Solo io e te. Dai, non dir di no. Vieni con me, ti porto su in quell'hotel. Mo fa un battito, giuro. Bionda, sordina, mi gonna. Giuro sei troppo donna. Tu guardo sto bazzegno d'ore fatto tu. Bionda, sul letto mio sprofonda. Con i tuoi movimenti sei troppo sexy, baciami sempre di più. Dai, rimani dai. Sarà una notte che non scorderai mai più. Fai un selfie e poi su Instagram, amore. puoi caricarla adesso tu dove vuoi. Ma non andare via. Bionda, sordina, minigonna. Giuro sei troppo donna. Tu guardo sto bazzegno d'ore fatto tu. Bionda, sul letto mio sprofonda. Con i tuoi movimenti sei troppo sexy, baciami sempre di più. Dai, sali su di me, mi sento re.
Sento già la tua fragranza di Chanel. Podangazza assai, si deriga casi bella. Su geluse te quando brilla più una stella. Mi facesse pure Cile e tu sai. Sì, l'edizione limitata che non trovo mai. Mo che stongo fuori, core mie, tu che fai? Scappiamo in coppa luna poi non muore mai. Mai, 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 mai. Scappiamo in coppa luna poi non muore mai, mai. Bionda, sul letto mi sprofonda con i tuoi movimenti. Sei troppo sexy, baciami sempre di più. Baciami sempre di più era Bionda, ora abbiamo Bambola. Bambola e Bionda, giusto? Quando te vedi passare, ma che emozione vorrai, mi metto cuore in te guai. Faccio amore con te ogni minuto perché sei troppo bello per me. Tiri la gonna più su e la mia testa va giù, mi stai facendo impazzire. Fra tante donne lo sai, ho scelto te oramai. Tu mi completi nel cuore, io mi innamoro. Fra tante donne sei tu, non voglio nessuno più. Tu sei diverso, lo giuro, sei vero. Chi devo scordare, ma come si fa? Tu devi pigliare pensiero, non posso farne, devo stare. Fra tante donne con me, vivo solo per te. Non ti assomiglio a nessuno, perché tu sei uno. Dammi il tuo numero dai, ti chiamo se non vorrai, perché ti voglio parlare. Un appuntamento con te è tutta la vita per me, mi basta pure un caffè. Ti bacerò se lo vuoi, io non insisto lo sai, ma sto rossetto è mio. Fra tante donne lo sai, ho scelto te oramai. Tu mi completi nel cuore, io mi innamoro. Fra tante donne sei tu, non voglio nessuno più. Tu sei diverso, lo giuro, sei vero. Chi devo scordare, ma come si fa? Tu devi pigliare pensiero, non posso farne, devo stare. Fra tante donne con me, vivo solo per te. Non ti assomiglio a nessuno, perché tu sei uno. Lo giuro, sì, vero. Chi devo scordare, ma come si fa? Tu devi pigliare pensiero, non posso farne, devo stare. Fra tante donne con me, vivo solo per te. Non ti assomiglio a nessuno, perché tu sei uno. Ed era Bambola, 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 ma io ho visto io giubbotto. Hai fatto una accoppiata bellissima, Bambola e Bionda, certo che te lo puoi togliere, vai Sebi, facciamoci leva.
Ecco, poi impreparato. Sono io volevo la Niente, musichetta, l'ho fatto apposta di togliermi il giubbotto. Pensava niente, che eri attivo, attivo, va bene, niente. Senti, sediamoci anche perché dalla regia mi segnalano che già iniziano ad arrivare le chiamate, come Pronto? sempre 095 87 39 658. Ma siamo pure su TikTok. Pronto? Sì, no, ora Sonia aprirà anche la diretta Instagram. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, ciao. Ciao, chi parla? Ciao Sebi, siamo Jessica e Giada. Ciao. Ciao Jessica, Siete in ciao Giada. conferenza? Siete in conferenza? Sì. Che brave, ci fanno anche le conferenze, fantastiche. Ciao ragazze. Bella questa cosa, bella, bella. Da dove chiamate? Catania. Da Catania. Catania. Abbiamo due catanesi in ascolto. Avete una richiesta? Avete una canzone in particolare? Sì, io sì. Mio marito voleva ascoltare, se è possibile, Messaggio d'amore. Uno o due? Ce n'è due messaggi d'amore. Credo uno. La uno. Lui mi ha detto a me, mi fa ascoltare Messaggio d'amore. È la uno, è la uno sicuro. Dici di Mi no, associo anch'io a ma poi questo dura un brano. attimo, parli di lui e scendono in lacrime. Questa, giusto? Credo di sì, credo. Mi ha detto a me, fanno ascoltare Messaggio d'amore, tutto io te lo dico. E noi te la dedichiamo Dopo la tutta per mettiamo. tuo marito. Questa credo che sia Va Giada. bene, grazie. Giada. Mary, possiamo fare dei saluti? Aspettate, non ho capito una mazza, ragazze, cosa? Possiamo fare dei saluti? Ma certo, sì. Allora, mando la buonanotte a mio marito Melo Scalia, saluto a Sabrina Privitera, a Milena, i miei suoceri, le mie cognate e ovviamente a Giada. E noi ci Grazie associamo. tesoro. Io saluto tutti quanti voi, mando un grande ti amo al mio amore e niente, buona serata e io vi ascolto. Come Grazie a sempre. voi, Brave, ci ragazzi. associamo, grazie Grazie Bocione. mille. Ciao, Rimanete ciao, sempre ciao. con noi, mi raccomando, ragazze. Sì, certo. Ciao bella. Ciao Sebi. raga, un bacio, belle sono. Poi questa cosa della conferenza Bella, è bellissima, del tipo chi prende prima la linea mette Parla. in conferenza l'altra, Infatti. è una cosa meravigliosa, quindi chi non riesce può fare questa tecnica. Telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Antonietta da Caltanissetta. Ciao Antonietta. Ciao Giusti. Antonietta. Amore mio, oggi mi hai fatto disperare. Cosa è successo? Mary, cosa hai fatto? Oggi ho preso E poche che telefonate. succede? Che non la posso prendere mai la linea con te. Giussi, come dobbiamo fare? Però Antonietta sei riuscita stasera insieme a Sebbi, meglio ancora, così ti facciamo anche una dedica. Sì, ascoltami, il cantante è molto bravo, Grazie, bravissimo grazie. veramente. Sì, E mi molto. piace la canzone quella Tu mi hai fatto innamorare. E poi me la Dove la dedichi, va mettiamo? bene? La vuole dedicata? Sì, sì. Allora, bambolina mia, Gioia. stasera sei una bambolina. Ma lei è sempre una bambolina. Grazie Antonietta, io ti ringrazio e ti bacio fortissimo. E Facci vedere, mettiti in piedi, che sei bellissima. oggi sono con un vestitino semplice con le farfalle, perché la farfalla ti vedo, è il ti simbolo vedo. della libertà. Sei bellissima, vedi, una bellissima ragazza. Grazie Ho Antonietta. fatto bene io a chiamarti Stellina. Sì, sì, quello che dite voi è giusto, quindi sì. Ecco, tu sei la nostra Stellina. Grazie Antonietta, grazie di cuore. Grazie Di questa emittente. Di Io radio, già di mi bella sto radio. imbambolando. Va bene Antonella, ti dedichiamo dopo Tu mi hai fatto innamorare. O mi hai fatto innamorare? Allora, giusto, un grosso bacio a te, a tua mamma, un bacione a Lia e a tutti quelli che ascoltano. Grazie di cuore Giovanotto Antonietta. bello. Ti dedichiamo Tu mi hai Allora, fatto Tu mi hai fatto innamorare. innamorare. Ecco, e te la dedico, Giussi, a te, Gioia. No, Grazie. è Mary, Un bacione giusto? Si chiama Mary. Stellina, un bacione a te, Gioia. Buona Grazie. Grazie, ciao canzone. Antonietta, Grazie ciao Antonietta, un Antonietta. bacione. Ciao, Ciao, ciao. E vabbè, può succedere. Stoppiamo le telefonate al momento. Quindi Sonny, magari c'è un cambio di scaletta, giusto? Tu mi hai fatto Facciamo Tu mi hai innamorare per fatto Antonietta e messaggio d'amore, giusto? Facciamo queste due. Tra Non lo so. l'altro, ora, visto che tu hai menzionato TikTok, possiamo fare anche la diretta su TikTok se vogliamo. O la facciamo su Instagram. Ditemelo dove faremo la diretta così. Ma io
Io l'ho detto perché qua di quanti TV ci sono, ho visto dalla TV TikTok, allora ho detto questa cosa. Siamo su TikTok, abbiamo in questo momento la diretta anche su Facebook, quindi chi è magari in ascolto che è fuori non ha la TV davanti potete collegarvi anche su Facebook. Poi siamo in diretta anche su YouTube, quindi vi potete collegare anche su YouTube, basta scrivere Bella TV, vi iscrivete anche al canale tra l'altro e rimanete aggiornati perché la puntata sarà caricata anche lì, ovviamente. E tra un pochino, a quanto ho capito, apriremo la diretta anche su Instagram. Però su Instagram apriremo la diretta da qui o come TV? Allora, la diretta su Instagram sarà in diretta da qui, dagli studi direttamente, cioè non come vedete in TV, ma come si vede se foste qui con noi dentro lo studio. Quindi facciamo una... Ma chi più ne metta? Facciamo Casa Francesco, finisce, troppa innovazione. Allora, la facciamo mentre canterà Sonny o l'attiviamo prima? Eh sì, mentre canta Sonny, non ci diciamo che volevo parlare con Sonny, quindi gli volevo dire Sonny, facciamo quando canta Sebi, invece ho detto facciamo quando canta Sonny. O volevi svelare che io e Sonny abbiamo una canzone assieme e ti sei corretta perché non lo vuoi dire, dilla la verità. Vabbè, annunciamolo, dai. Prestissimo ci sarà un duetto con Sonny, quindi tu magari pensavi questa cosa. Questo lo sapevo. Tra pochissimo questi due qua, l'altro giorno hai condiviso anche un video. Di questa no? No, hai condiviso un video mentre eri in studio con lui. Un pezzettino, avete fatto questa cosa. Va bene, allora, tra pochissimo attiveremo la diretta anche su Instagram, dagli studi, proprio dall'interno, quindi non come in TV. Siamo già in diretta? Fammi il cenno. No, fammi il cenno, così lo dico, chi si collega lo capisce. Se ti fai il cenno, io casco il telefono. Qui segnali di fumo. Allora, eccola, abbiamo aperto la diretta Instagram, nella pagina Instagram, per chi ci vede tra l'altro in replica non sarà, perché siamo in diretta che è lunedì. Live, diretta. Siamo in diretta insieme a Sebi Patanè, Bella Radio e Bella Ciao, TV. amici di Bella. Questa sera in diretta in occasione del programma del nostro Sebi, quindi adesso io ti riprenderò tutto il tempo, sappilo, e quindi adesso lo lasciamo cantare due brani che tra l'altro sono stati richiesti tramite le telefonate che sono arrivate. Con quale vuoi iniziare? Tu mi hai fatto innamorare per Antonietta della Caltanissette, dopo messaggio d'amore per Giada. Erano Giada e Jessica. Giada e Jessica. Ve lo lasciamo. Tu mi hai fatto innamorare. Andiamo, si continua a cantare su Bella con Sebi Patanè. Usciamo insieme stasera, si va per portarti a ballare, Tu sei davvero tremenda, si una femmina carnale importante, sotto la luna ti voglio passare, mentre il mare si abbraccia cizza, tu di me sei quell'altra metà, mi sorride e mi fai innamorare. Serata da incanto, chiudo guardia ed indosso chiamo verde, facesse l'alba abbracciata, cuore a cuore insieme a te stanottata, sono che treggiamo con salutare, nada voto dove esce sfogliare, ma facciamo una storia così, con una base e una frase rinde fotografie.
Messaggio d'amore, dai, andiamo a ruota libera, dai. Hai giurato fine per la tua storia d'amore, vivi giorni neri senza lui. Soffri dentro, muori ma non dici una parola. Perdonarlo tu non ce la fai. Tutti commettono errori in amore, vuoi perdonarlo, lui non lo fa più. Dici di no, ma poi dura un attimo. Parli di lui e scendono in lacrime. Non ce la fai, è inutile fingere, perché lo ami, 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 ami di più. Senza di lui c'è un vuoto nell'anima, spegnilo dai, l'orgoglio che adesso hai, perché nel cuore c'è un messaggio d'amore che ti parla di lui. Se poi ti chiama dai non dire di no, tanto non so se innamorata di lui, digli di sì, lui verrà e con un bacio pace farà. Non puoi stare male se ti manca da morire, fai un passo indietro e vai da lui. Pure se ha sbagliato tanto sai che ti va bene e ti sta vicino con pensiero. Non lo facciasi stasera e se bene, provaci ancora, non dire di no. Dici di no, ma poi dura un attimo. Parli di lui e scende in lacrime. Non ce la fai, è inutile fingere, perché lo ami, 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 ami di più. Senza di lui c'è un vuoto nell'anima, spegnilo dai, l'orgoglio che adesso hai, perché nel cuore c'è un messaggio d'amore che ti parla di lui. Se poi ti chiama dai non dire di no, tanto non so se innamorata di lui, digli di sì, lui verrà e con un bacio pace farà. Se poi ti chiama dai non dire di no, tanto non so se innamorata di lui, digli di sì, lui verrà e con un bacio pace farà. Ed era messaggio d'amore, se ti chiama non dire di no. Vieni qua. E con un bacio pace farà. Ciao Mary. Ciao, noi abbiamo fatto la diretta, sì, e sono arrivati tantissimi messaggi. Adesso io vorrei capire se noi possiamo tornare indietro e leggere tutto quello che è successo, perché sono arrivati veramente tantissimi messaggi. Scusatemi se mi vedete il telefono appiccicato, però noi facciamo anche questa cosa. Mary, per ma chi tu è sei TV. bella, metti qualche effetto, mi devi inquadrare pure a me. E che devo fare? E metti un effetto E come si speciale. No, non lo so fare. Fallo sto tu, scherzando, dai. Allora, salutiamo Annina che scrive buonasera. Bedda Mary, un bacione. Adesso non si vede niente perché avevamo girato. Sì, ok, adesso si rivede. Ciao Sebbi, c'è Jenny che ti saluta. Ciao Jenny. E poi non si vede bene. Adesso Mary, hai lo schermo verde. Scusatemi ragazzi, adesso l'abbiamo. Ah, ok, adesso si vede. Cristian, salutiamo tutti coloro che si sono. C'è Erika che ci manda i bacini. Erika un bacione. Ciao tesoro. A Erika, al suo papà, a tutti. Alessandro Francesco. Salerno.
E poi Fabiuccia, poi c'è... la chiamo, chiamate ragazzi, chiamate che noi rispondiamo. C'è Federicuccia che scrive Sebbi con l'applauso. Grazie. Concetta Dori, adesso vi vedo, con i cuoricini. Lina che ci scrive ciao. Chi più ne ce n'è tantissimi. E io vi ringrazio. Io facevo dei saluti. Si possono fare dei saluti? Rispondiamo, certo che si può sempre fare il saluto. Giusto? Sì. Pronto, ciao chi sei? Ciao, sono Alessandra. Ciao Mary. Ciao Alessandra. Buonasera. Eri su Instagram giusto poco fa? Ricordo bene? No, io non ce l'ho Instagram. Lei non è una di Instagram, ma ne aspettiamo qualcun'altra che hanno detto ora chiamano. Speriamo che riesceranno a prendere la linea tutti. Ale, dici. Da dove chiami, Ale? Da Catania. Da Catania. C'hai una richiesta in particolare? Ti è piaciuto il programma? Ti piace? Poi dedicargli una canzone per mio marito a Danubio Orazio. Quale? Una piacere tua. Allora, la prossima la dedichiamo a tuo marito. Però che lo puoi specificare se non ti sei. Così come si chiama? La canzone. Ha detto Orazio, sì. Va bene Ale, tra un pochino la dedichiamo. Ok, grazie Mary, un bacio. Grazie mille. Ciao. Questa cosa di Instagram è stata bellissima perché stavano arrivando tantissime richieste. Ovviamente non riusciamo a salutare tutti perché altrimenti dovremmo fare un programma che inizia adesso e finisce domani. Siamo contenti. Però chiamate 095 87 39 658. Rispondi. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Angela Ruto, volevo dedicarti una canzone. Chi sei? Angela? Angela, ciao. Adesso Sebbi ti dedica una canzone. A chi la volevi dedicare? Dico, la volevi dedicare a qualcuno o la vuoi dedicata tu per te? Per me. Ah, per lei. Gli dedichi una bella canzone. La prossima è per te, Angela, non ti preoccupare. Va bene? Da dove chiami, Angela? Da Ragusa. Un bacione a tutta Ragusa. La prossima è per te, Angela. Va bene? Va bene. Una buona serata. Grazie tesoro per la tua chiamata. Ciao. Ciao. È bello anche quando chiamano per richiedere un brano che appunto se lo autodedicano, perché le cose belle è quando pensiamo anche a noi stessi. Certo, ovvio. Ci vuole, quindi è bella questa cosa. Voglio dedicare una canzone, a chi la vuoi dedicare? A me stessa. Ci sta tutta. Quindi insomma potete tranquillamente anche fare questo. Richiedo una canzone per voi perché Sebbi fa di tutto e di più. Per tutti i gusti ne abbiamo. È caduta. Va bene, io proporrei di fermare. Salutiamo l'agenzia Cutuli, Alfredo. Laci Galatea Management. Sì. Annenzi, pure Annenzi. Ciao Mary. Ciao, chi sei? Nuccio, ciao Nuccio. Volevo poi il CD quello tuo, poi me lo mandi. Hai ragione Nuccio, hai ragione. Purtroppo oggi sono venuto con un'altra macchina, però la prossima volta ragazzi magari me lo ricordate che lo lasciamo qua. Prossima settimana ce lo facciamo portare, Nuccio. Ad Augusto abiti? Dove? No, dall'indirizzo realmente. Ok Nuccio, ci pensiamo noi appena finisce il Covid, ok? Ciao Nuccio. Sì, adesso Sebbi ti dedica anche un brano, va bene? Vabbè, sì. Ciao Nuccio. Ciao. Appena finirà il Covid, a Nuccio gli arriveranno tipo 150.000 CD, si potrà aprire lui l'agenzia. Ultima e cantiamo, dai. Salutiamo nel frattempo a Caroluccia. Pronto? Sì. Ciao, chi sei? Rosy. Ciao Rosy, da dove chiami? Da Catania. Bene, oggi Catania è presentissima. Oggi Catania vince su tutto. Ciao Rosy, dici. Ciao, sono Rosy di Catania. Volevo dedicare una canzone a tutti i catanesi. Bella, che bella richiesta. Sì. Assolutamente Rosy, adesso Sebbi dedicherà un brano proprio per tutti i nostri catanesi, ma dai, facciamo per tutti i siciliani. Per tutta la Sicilia, dai. Rosy? Sì. Ok? Rosy, la prossima è che abbiamo Sei una favola, un saluto, giusto? Ciao Gioia, un bacio. Sei una favola, mi piace. Ciao. Sei una favola, ci sta. Allora andiamo in musica. Dai. Su questa canzone c'era Orazio, giusto? Dedicata pure per Orazio. Sì, per da parte Orazio, della da moglie parte di Alessandra, sì. E poi il resto dei saluti lo facciamo dopo. Va bene. Sì, si continua in musica con il nostro Sebbi. Ma che donna mi fa impazzire,
come fai. Ad ogni bacio mi fai morire. Ormai sei mia, sei quel brivido che mi fa vivere. Soltanto mia i moresti si dovesse perdere. Sei una favola, hai rubato il mio cuore, anche l'anima. Quanto sesso non ti stanchi mai. Pure quando esce da mattino sei perfetta. Sei una favola, i tuoi baci sanno di fragola. Sono gelose di suonare. Sensuale nei modi di fare, sei particolare. Che fermare di ma cosa sei? Una guerriera, tutte le notti mi piace assai. Ti sogni solo a luci spente. Fammi morire mentre sono sotto le coperte. Sta gelosia macina mi fa combattere. Sei una favola, hai rubato il mio cuore, anche l'anima. Quanto sesso non ti stanchi mai. Pure quando esce da mattino sei perfetta. Sei una favola, i tuoi baci sanno di fragola. Sono gelose di suonare. Sensuale nei modi di fare, sei particolare. Che bello sei una favola, hai rubato il mio cuore, anche l'anima. Quanto sesso non ti stanchi mai. Pure quando esce da mattino sei perfetta. Sei una favola, i tuoi baci sanno di fragola. Sono gelose di suonare. Sensuale nei modi di fare, sei particolare. Che fermare di Ed era Sei una favola. Amore malato. Amore malato. Questo amore malato. Come ti fatto desiderare, ancora mai si ti fatterà. Però hai cambiato ogni cosa. Tu sei diverso, tu no, non sei che là. Ma non fa sta bene un cuore. Quando ti guardo vuoi fare l'amore con me stasera. Questo amore malato, noi siamo dannati. Se veniamo sbagliati senza pensare. E se guarda per scoppia si sguarda a mirare. È un amore malato, tutte cose cagnate. Quando vieni stasera da voglio qua. Ora senza mano non puoi impostare. Tutte sere da voglio te penso. Tu mi stai in la mente. Siamo noi in niente. Facciamo amore. È passato solo una settimana. Ti pigliamo pure piano. Non ti penso stasera te voglio vedere. Questo amore malato, noi siamo dannati. Se veniamo sbagliati senza pensare. E se quando mi scoppia si sfatta a mirare. È un amore malato, tutte cose cagnate. Quando viene stasera te voglio qua. Ora senza mano non puoi impostare. Sei più forte le emozioni, solo con te voglio fare amore. Con te non servono le parole, che io ti basta soltanto uno sguardo per farti capire che io e te siamo complici d'amore. Ma non potremmo stare insieme perché oggi sbagliamo tutti. Questo amore malato, noi siamo dannati. Se veniamo sbagliati senza pensare. E se quando mi scoppia si sfatta a mirare. È un amore malato,
passione, solo con te voglio fare amore, con te non si fa né parole, che io ti basta soltanto uno sguardo per farti capire che io e te siamo complici d'amore, ma non potremmo stare insieme perché oggi sbagliamo e stanno malate, quando siamo dannate, sembriamo sbagliate senza pensare, e su quando mi scoppi si sguarda a mirare, era amore malato, tutto cosa cagnate, quando viene stasera ti voglio qua, ora senza mano non potremmo stare. Ed era Amore Malato, Amore Malato. Questo Amore Malato che insomma a breve succederà qualcosa. Succederà il remix. Con la voce più di che Sonny. remix, questo è proprio una bomba, un portento, Sì. Cioè ti spacca tutto e di più, cioè una roba pazzesca. Vabbè, lo scoprirete. Lo scoprirete, Quanto tempo passerà più o meno più? Facciamo fine marzo. Fine marzo ci sta. Rispondiamo Fine al marzo. telefono, dai. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Federica. Ciao Federica. da dove chiami? Mi chiamo da Gela. Gela. Quindi Bella. Gela presente, bello, Gela è bello, presente. bello. Abbiamo Ragusa, Gela è abbiamo Gela, presente. abbiamo Catania. Sì, sì. Fede? Ci sei, Fede? Sì, mi senti? Mi Sì. senti? Dici tutto, Gioia. Cosa posso posso dedicarti? A te? Allora, intanto se è possibile, Amore Malato. L'abbiamo cantato ora. Oh, giusto. Non in l'ho questo sentita. in questo momento. Abbiamo Vabbè, finito. dai, l'importante è speriamo che l'ha sentita lui, dai. Ecco, dai. Quindi la dedichiamo a chi la volevi dedicare. A Sebastiano Mazzocca. Quindi Dalla Amore Malato era Sopopetta. dedicato pure a Sebastiano Mazzotto. Vabbè, ce n'è qualcun altro eventualmente? Vabbè, a piacere vostro. Allora, la prossima la dedichiamo pure a Alessandro Mazzotto, giusto? Sebastiano. Mazzotto. Sebastiano. Come me. Quindi non me lo Tempo posso 2 secondi, dimenticare. è cambiato il nome in un tempo un secondo, record. Tranquilla Fede, arriverà tra un Va po' la bene. prossima per voi, ok? Va bene. Ok, ti ringrazio. Volevo Una buona dirti anche serata. buonanotte, amore mio. Grazie. Ciao, Ciao. una buona serata. Ciao, io devo salutare, sai chi si è innamorato dei tuoi brani dopo la prima puntata che abbiamo fatto insieme? No. Rosario da Palermo, che aspettiamo, chiama perché so che sicuramente sta provando. Si è innamorato di Mi ha fatto perdere la capa. Mi fate perdere la capa. Te lo dico, ogni giorno mi chiama e mi dice voglio Sebbi come hai fatto perdere la capa. Quindi speriamo che riesca a prendere la linea. Pronto? Ciao, chi sei? Sono Carmen Danubio. Chi sei? Carmen. Carmen Danubio, posso iniziare con i saluti? Vai, sì, velocemente. vai Carmen, vai. Mi vuoi salutare il mio palazzo Danubio, Ok. poi il mio giurista Barbato Sì. e il mio fratello Barbato. E Ok. quelli che mi mancano tanto. Va bene. Ci associamo, Ok. ci associamo. Ciao. Ciao Gioia, una Ciao, buona Carmen. serata. Ciao. Ciao, mi raccomando ragazzi, continuate a chiamare, quando facciamo i saluti andiamo veloci così riusciamo a prendere più telefonate perché ovviamente ne arrivano tante. Tra l'altro Sebbi, abbiamo detto fine marzo anche perché il tuo ultimo brano è uscito da poco È tempo. uscito da poco tempo, ma soprattutto perché noi con Sonny abbiamo un progetto diverso, quindi Avete in mente qualcosa di diverso? sì, per il perché video ci ti vuole la riferisci? location, Ecco. perfetto, sì. Quindi diciamo che in questi casi è meglio non correre, Non correre, sì. ma fare tutto nel modo più tranquillo e rilassarsi. Lui diciamo che ha fatto tutto dall'oggi e domani. Però per me marzo è anche presto, se Perché gli ho si detto, deve ma scegliere. tu che ne pensi? Mi fa ascoltala. Vedi? Quindi, pronto? Mary, Chi è? È caduta la linea? È caduta. Ho caduta la linea, va bene. Quindi dicevamo, va bene, comunque aspettiamo. Cantiamo altri 2 brani. Va Sebbi, vieni qua, che già sono già le 21:42, quindi... Ah, ecco, ne facciamo un altro così poi torna e prendiamo dopo le telefonate, perché Cosa altrimenti abbiamo, il tempo Sonny? corre troppo veloce. Hai fatto non perdere la arriviamo. capa? Magari ci seguono da Palermo? È a Rosario. Rosario. A Rosario e a suo figlio Calogero. Che dovevamo gli piace. dedicare a Sebastiano, com'era? Mazzotta Mazzocca e a Federica. e a Federica. Comunque io vedi che sono smemorina. Io peggio Non di te. fare affidamento su di me. Fermati da già parlare, quello che ti chiama verità, mi fa
pezzo e non ti posso scordare. Hai fatto perdere la capo, ti sono e ti voglio, sei troppo bella, tu sei malattia. Quel viso perfetto, sorriso da sballo, oh giuro d'amo stai facendo impazzire. Hai fatto perdere la capo e non tornare quando mi piace mi fai morire. Che il corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasì. Sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me, e non ti mettere scurria come te voglio. Aspetta notte, ma cosa c'è che non va? Sono sincera e non posso giurare, ti rispetto e sto qua. Nessuno male può parlare. Sono giorni che vengo qui sotto pazzo, posso guardare per te per mazzo tempo, non te fa aspettare. Hai fatto perdere la capo, te sono e te voglio, sei troppo bella, tu sei malattia. Quel viso perfetto, sorriso da sballo, oh giuro d'amo stai facendo impazzire. Hai fatto perdere la capo e non tornare quando mi piace mi fai morire. Quel corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasì. Sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me, e non ti mettere scurria come te voglio. Aspetta notte. Voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasì. Sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me, e non ti mettere scurria come te voglio. Aspetta notte. Ed era Me fatto perdere la capa, me fatto perdere. Facciamo un saluto a Tony D'Antoni che sicuramente ci sta guardando. Te lo volevo dire. Un bacione a Tony D'Antoni, Comitato San Nicola, e salutiamo Lia che sicuramente ci sta guardando anche, gli mandiamo un bacione, sicuramente starà provando anche a chiamare. Lia da Caltanissetta, gli mandiamo un bacio. Rispondiamo. Ah, sempre stesso. Dove sono? Pronto? Sono Roberta da Francofonte, provincia di Siracusa. Ciao Roberta! Francofonte, un bacione! Il paese delle arance! Evviva l'arancia! Buona, sentite, non per qualche cosa, ma l'arancia è una delle cose di cui la Sicilia si può vantare. Come si può vantare? Le arance che abbiamo noi non ce l'ha nessuno! Vero! Il tarocco! Il tarocco, ragazze, fate il tarocco, da quel lato c'è il tarocco. No, si chiama tarocco. Sì, l'arancia è quello con... Li conosco tutti, grazie a qualcuno che mi ha insegnato. Poi c'è l'arancio vaniglia, ce n'è tante di arance. Brava, promossa. Mary sa tutto. Quanti siete lì? 3. Allora, Roberta, poi saluti a Serena, per favore. ragazze, non vi sentiamo, alzate il volume, non arriva bene. Roberta, Poi Selenia E Delia. Delia. Clelia. Ah, quelli Delia! Siamo intuppati, scusate, siamo intuppati, ragazze, non ce ne vogliate. Ragazze, cosa vi dedichiamo? Alotto sì e alotto no. Questa non è nel repertorio di Sebbi. Non credo che abbia nemmeno la base. Tu mi hai fatto innamorare. Tu mi hai fatto innamorare. L'abbiamo cantato già? L'abbiamo cantato. Quale manca? Non lo so, quale ci abbiamo? In scaletta ne abbiamo. Ne volete una movimentata? Sì. Allora, adesso ci pensa Sebbi, non c'è problema. Delia, Roberta
E Selenia, non te le sbagliamo. ricordi? Ragazzi, rimandiamo un Ragazzi, bacio! per voi. Ciao, Franco Foti, un bacione! Se fa pace, ce l'abbiamo? Evviva l'arancia! Se fa pace ancora? Evviva l'arancia! Era quella che io ti ho scritto nell'ultimo messaggino. Che poi l'arancia, ragazzi, cioè l'insalata di arancia è qualcosa che comanda. Arancia e cipollina, cioè quella è vittoria, è proprio panza mia fatti capanna. Mi sta venendo fame, rispondi, va? Pronto? Pronto? Sì. No. Ciao, sì. chi sei? Sì. Ciao, sono Jessica. Ciao Jessica. Da dove chiami Jessica? Da Riposto. Un bacio al riposto, un bacione. Zona di mare. Bellissimo Riposto, Ciao, dai. un bacio. Cosa, ragazze? Me la dedichi una canzone? Sì, la prossima te la dedichiamo. Ce l'hai una in particolare oppure no? No, quella che vuoi tu. Va bene, la prossima è tutta per te. È tutto Riposto, che è una città bellissima. Noi siamo amici su Facebook. Siamo amici su Facebook, benissimo. Fatti riconoscere, poi scrivi un commentino e dirai: sono io la ragazza che aveva chiamato, ok? Oppure condividi una canzone e mi tardi. Brava, condividi la canzone magari e tagli al nostro Sebi e tagli anche Mary Milani, ci tagli a tutti. Facciamo un tagga che non tagga mai. Maestro, tu l'hai trovata? Ciao, un bacione. Non ci manca niente. Va bene, allora, sono le 20. Allora, io proporrei di fare 2 brani, poi ritorno. Salutiamo e facciamo l'ultimo, sì, dai. Sì. Ne Anche fai io. 2 adesso? Sì, va bene. Facciamo questo che lo dedichiamo alle 3. È movimentato, quale stai facendo? Sì, Io non ci ho capito una mazza. Quasi tutte sono Quale stai facendo? Se lo trovo Sebbio, com'era? Sonny! Sì. Io ti chiamo Sonny, tu lo chiami Sebbio. Se fai pace ancora. La storia è triste, però l'abbiamo fatta a camminata. Fai pace ancora, gli mercosi tu trascuri la tua vita sempre un po' di più. Lo ami ma non vale, lui ti tratta male. Quando ti ancora dirai di sì. Ma se fai pace ancora, gli mercosi tu trascuri la tua vita sempre un po' di più. Stai male ma te passa, tanto soffro stesso, tempo ogni ferito sta pesando. Non è tardi per mollare, troverai un vero amore, non sarà una tua occasione, prova a scordare. Almeno prova a dirglielo quando è severa, non farà forte vado subito perdono. Se fai sempre così, lui mai ti capirà. Però fa pace e tutto essere da moda. Quando capi che non è niente più, che non pensa più. Ma se fai pace ancora, gli mercosi tu trascuri la tua vita sempre un po' di più. Lo ami ma non vale, lui ti tratta male. Quando ti ancora dirai di sì. Ma se fai pace ancora, gli mercosi tu trascuri la tua vita sempre un po' di più. Stai male ma te passa, tanto soffro stesso, tempo ogni ferito sta pesando. Non è tardi per mollare, troverai un vero amore, non sarà una tua occasione, prova a scordare.
La sorella di Maria. Dimmi che posso fare, perché sto scena pazza non ce la faccio più. Che la femmina si è pigliata o cuore l'anima. Che tu fai sbattere cuore, che tu fai chiedere ancora. Faccio dire che faccio che te nessuno, tanta fa soffrire. La sorella di Maria mi fa morire. Quando me che mi sta strada mi fa ammazzi. Giuro che non trovo pace, non mi piace. Ma se a chiama non si va a sentire. La sorella di Maria è una compagna capire. La parlato proprio che mi chiede la vita mia. Sono piccolo per la sbandata, lei mi ha lasciato. E perché se non si può innamorare. Giuro non sapevo, questi parole mi sento più male. Non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare. Non ti posso aiutare. Ti prego mi scusa, io ti rispetti a chiederla ma voglio scordare. Queste parole mi hai tagliato a pezzo cuore. Se non voglio non ti creda, e infatti come famo destino. A colpa non la voglio schiena, ancora mi fa assai male. La sorella di Maria mi fa morire. Quando me che mi sta strada mi fa ammazzi. Giuro che non trovo pace, non mi piace. Ma se a chiama non si va a sentire. La sorella di Maria è una compagna capire. La parlato proprio che mi chiede la vita mia. Sono piccolo per la sbandata, lei mi ha lasciato. E perché se non si può innamorare. Giuro non sapevo, questi parole mi sento più male. Non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare. Non ti posso aiutare. Ma se chiama non si fa sentire. Ed era la sorella di Maria, salutiamo però l'artista Gianni Vezzosi, che presto ci sarà un altro duetto. Sì, e tu lo dici così? Allora, aspetta un attimo, quante cose stai... Allora, al momento non prendiamo più telefonate perché sono le 21:57, quindi abbiamo il tempo per l'ultimo brano. Vorrei scambiare due parole con Sebbi, perché hai appena detto questa cosa. Stai preparando anche il duetto con Gianni Vezzosi, dunque? Sì, abbiamo un duetto con Gianni Vezzosi, uno con Angelo Mauro. Ecco, questo lo sapevamo perché in occasione delle puntate che avete fatto insieme avete svelato che appunto stavate preparando questo duetto. Quindi abbiamo allora il remix con Sonny di Amore Malato. Amore Malato, sì. Poi abbiamo il duetto con Angelo Mauro. Un duetto con Vezzosi. Un duetto con Vezzosi. È una che esce, è mia. Cioè, ragazzi, qua ci sta praticamente una stagione 2021 ricca di novità, ma anche di movimento, perché so che tu sei questo. Sì, no, io sono questo, quindi preferisco fare questo. No, ma io sono del parere che ognuno deve andare per quello che vuole. A me, io onestamente mi piace di più il ritmo. Credo che su un palco a cantare una cosa che non ricopre un piacere tuo non sarebbe uguale insomma, al farlo. Cosa? Sì, noi siamo di quelli. Lo vuoi dire tu? Sui bicchieri, giù i pensieri. Sempre. Che già la vita è complicata, bisogna sorridere che è meglio. Allora, purtroppo siamo, mentre Sebbi si accorda con la regia, se lo vedete muovere tranquilli, sta parlando con la regia, è tutto nella normalità. Siamo arrivati al termine.
Siamo arrivati, purtroppo, ma passa troppo veloce. Hai visto? Quando si sta qui a cantare è come quando insomma si canta che il tempo passa troppo veloce. Ma si sta bene insieme, quindi ci si trova, il tempo è proprio vola, esatto. Vola. Ricordiamo che abbiamo la replica il mercoledì, giusto? alle ore 22. Ci sarà la replica, non ve la perdete, ma soprattutto condividetela da YouTube, condividetela su Facebook, condividetela un po' ovunque. Abbiamo proprio la playlist di tutte le puntate di Sebbi, verranno caricate tutte all'interno della sua playlist. C'è la playlist Sebbi Patanè, capito? C'è anche la tua playlist, che canale di Bella Radio, che bella cosa. Entrate, cliccate playlist, cercate Sebbi Patanè e lì trovate tutte le puntate del nostro Sebbi. Questa è la seconda, ancora siamo all'inizio, ma man mano le troverete tutte quante là, quindi potete condividere, non ci sono scuse. Nessuna scusa, ci sono tutte, normale, ci sono tutte le varie abbiamo puntate. Per tutti i gusti, di Facebook, tutti i gusti, Instagram, YouTube, diretta, replica, cioè... Non ci sono scuse, rivedere, anche noi ci rivediamo. Gesù Sode che basta, ma voglio fare una puntata di vista. Ci vediamo e ci rivediamo anche noi. Senti, vuoi fare qualche saluto? Ringraziamo sempre... Fatti vedere, vieni qua, lo possiamo far vedere? Ma sì, ma chi se ne frega? Passa. Aspetta, riprendi a me che sono... Riprendi a me. Voilà. Allora tu ora con molta nonchalance fai finta che entri da dietro, capito? Vieni, smuoviti. Vedi che è finito, non posso cantare più neanche la canzone. È tutto nella norma, Io lo voglio ringraziare perché... Vieni qua. Buonasera. Metti la distanza, non gli abbiamo dato nemmeno il microfono, siamo proprio di una delicatezza estrema noi. Io lo voglio ringraziare perché si è fatto tanti chilometri. Aspetta, adesso ti diamo il microfono così puoi rispondere. Mi arriva subito dalla regia che prontamente, ovvio, ci fa avere tutto il dovuto necessario. Buonasera a tutti. Allora, presentalo, scusami. Lui è Giuseppe Costanzo. Ecco. Detto? Non lo diciamo. Ragioniere, autista e ora anche cameraman. E speaker. Ho dato anche una mano, come si dice. Sì, abbiamo comunque io lo volevo ringraziare per questo perché ci tenevo perché Sebbi per me non è un cantante per me. Sebbi per me è un amico, è un fratello e quindi lo dobbiamo aiutare. Allora, posso dire che Sebbi è una bellissima persona perché al di fuori del campo artistico ho avuto un piacere insieme al Sony di uscirci parecchie volte, quindi so cosa significa il cuore immenso e grande che ha. Al di là dell'essere cantante o meno, sì, è una persona buona che se ha uno ti dà 20. Yes. Quindi non mi fare emozionare. Comunque salutiamo all'altro. Non lo fare piangere perché già è stanco. No. A Sapocali perché poi dice: ma come tu a me non mi hai salutato? Salvo, dove sei? Salvo paga, è timido. Salvo paga la conseguenza del non essere stato qui, ma essere uscito ha detto: no, io non sto chiuso, vado fuori perché poi se mi devo fumare la sigaretta non me la posso fumare, capito? Ora ti becchi questa che non sei in diretta con noi. Va bene. Grazie. L'ho fatto perché ci tenevo. Ecco. Dai, saluto tutti gli amici di Bella. Sì, noi usciamo insieme. Noi ci vediamo in replica mercoledì e lunedì prossimo direttamente di nuovo live sugli studi di Bella Radio. Con quale ci saluti? Bella e provocante. Bella e provocante. Facciamo un applauso, Sebbi e Patanè. Grazie a tutti. A lunedì. Ciao. Bella e provocante, ogni scusa è buona, trovi sta mezz'ora e mia moglie scema che non ha capito ancora. Le rane in piedino, stiamo stesso piano, bella ma bastardo, poi chi mi fa posto, ma prima di andare mi fa sempre l'occhiolino. Se volesse rigere, io mi facciamo amore. E un giorno non ci incontrato, su l'ascensore. E sfortunato una camicia, le invece hanno tutto il reggiseno. Non ci ho avuto manco tempo, facciamo un'ora, è una bomba di sesso. E come mi sapeva amare, mentre salivo l'ascensore, puro profumo che tenevo, metteva la moglie, ma non si capisce. E adesso sono pienezza
accorgi come faccio. Tu sei sposata e divorziata, sei amica e mia moglie, spero che non mi dice niente. Poi tutto il voto io aspetto, dal piano terra non piano. Poi più giusto che non siamo, tu ne rientri ascensore, potremmo amore. Non abbiamo un letto, ma io sempre stesso, troviamo per loro, lo fammo insieme. Ieri era questa e poi non mi taglio da bere. E poi mi disca lo stesso, non mi fatto amore. E si tornato una camicia, l'invece tutto il reggiseno. Non ci ho avuto manco tempo, facciassimo all'ora, è una bomba di sesso. E come mi sapeva amare, mentre salivo l'ascensore. Puro profumo che tenevo, mettevo la moglie, ma non si capisce. E adesso sono piena di sazio, ma si accorge come faccio. Tu sei sposata e divorziata, sei amica e mia moglie, spero che non mi dice niente. Poi tutto il voto io aspetto, dal piano terra non piano. Poi più giusto che non siamo, tu ne rientri ascensore, potremmo amore. Ma si accorge come faccio. Tu sei sposata e divorziata, sei amica e mia moglie, spero che non mi dice niente. Poi tutto il voto io aspetto, dal piano terra non piano. Poi più giusto che non siamo, tu rientri ascensore, potremmo amore.